Direttore, buongiorno. Direttore Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro, la ringraziamo intanto per la disponibilità tra i 1000 impegni che sta dando a Veneto Welfare per questa intervista. Grazie a voi, buona giornata. Quindi, direttore, è stato detto e ripetuto fin troppe volte che questa pandemia è un evento di una portata epocale. Non dimentichiamoci che arriva in un momento che sembrava essere di ripresa per quanto riguarda l'economia. Quindi stiamo passando oggi da un'emergenza di carattere sanitario, stabilizzata, definiamola così, probabilmente a una situazione di emergenza economica. Lei come vede il passato, ma soprattutto come vede la situazione futura del welfare? Beh, intanto facciamo un breve punto rispetto a dove eravamo rimasti prima del 23 di febbraio, prima dell'emergenza Covid. La Regione Veneto, attraverso Veneto Welfare, ha voluto affermare un punto di iniziativa, di intervento sul tema del welfare a partire da una considerazione semplice. Uno, le tendenze demografiche di invecchiamento della popolazione indicano appunto l'allungamento della vita media. Due, il rallentamento della crescita economica e anche le difficoltà di bilancio della pubblica amministrazione dicono che dobbiamo considerare delle altre strade. 3. La dimensione più precaria del mercato del lavoro, nel senso di una dimensione di un ciclo di vita meno lineare rispetto al passato dell'occupazione, quindi un ciclo di vita occupazione-disoccupazione più frequente. Tutti questi 3 elementi mettono a repentaglio i conti pubblici, la sostenibilità e soprattutto il benessere futuro. Per questa ragione la Regione ha voluto intervenire su Veneto Welfare per affermare che una volta che abbiamo verificato che la prima gamba del sistema di welfare, la gamba pubblica, è debole, dobbiamo assolutamente appoggiarci su una seconda gamba e irrobustire l'appoggio. Di conseguenza l'idea su cui abbiamo operato è di promuovere e di rafforzare la previdenza complementare e l'assistenza sanitaria integrativa, che sono due strumenti importanti per poter combinare appunto la prima gamba su pensioni e sanità. E la terza via, la terza gamba è il famoso welfare integrato, su cui il welfare aziendale ha uno spazio importante proprio perché consente di promuovere, favorire, aiutare una domanda di servizi di welfare che a livello generale non trova risposta nei sistemi e quindi trova una risposta, diciamo, in un mercato in cui l'impresa mette nelle condizioni i lavoratori di poter comprare servizi di welfare. Qual è il pezzo su cui in questa fase bisogna intervenire, o perlomeno si doveva intervenire prima del 23 febbraio? Si doveva intervenire proprio sull'aspetto culturale, e cioè sulla informazione e sensibilizzazione per tutti i lavoratori al fine di poter incrementare la partecipazione dei lavoratori e delle imprese alla seconda gamba, e cioè alla previdenza complementare e alla sanità integrativa. Questo è stato l'insieme delle ragioni per le quali la Regione Veneto, insieme a Veneto Lavoro con Veneto Welfare, ha deciso di intervenire in questa partita. Questo significa intervenire su quali determinanti? Beh, il primo è di aumentare la quota di lavoratori che sono iscritti alla previdenza e quindi passare dal 35% che è la quota veneta a un livello maggiore. Pensiamo che in provincia di Trento il 50% dei lavoratori aderisce ad una forma di previdenza complementare. E quindi questo è il primo obiettivo che ci siamo posti. Il mercato ha contribuito a questo, almeno fino a prima del Covid. Infatti è cresciuta leggermente la quota di lavoratori
di lavoratori che sono iscritti alla previdenza e alla sanità. Il problema è capire cosa succederà dopo la vicenda Covid-19. Secondo lei, in questo scenario, quale ruolo strategico potranno avere gli enti locali e i corpi intermedi, le associazioni, la rappresentanza? Io credo che la partita dei corpi intermedi sia stata evidenziata come urgenza e importanza dall'emergenza Covid. Non è un caso che anche il governatore della Banca d'Italia abbia parlato di un nuovo patto tra cittadini, governo, operatori intermedi, parti sociali, mondo del volontariato, perché oggi è attraverso il riconoscimento di queste funzioni, che sono le funzioni della democrazia e della Costituzione, proprio riprendendo in mano la relazione tra tutti i soggetti che fanno la rappresentanza territoriale, solo da lì si può uscirne fuori. Certamente questo significa anche semplificare, migliorare, asciugare questi sistemi, quindi tenere ciò che serve e ridurre o eliminare ciò che non serve. Io credo che questa sia la partita che è presente all'interno dei corpi intermedi, parti sociali, mondo del terzo settore, volontariato. Ma io credo che su questo è la realtà stessa che ci imporrà di tenere quello che serve. E che cos'è che serve? Serve tutto ciò che ci avvicina di più ai bisogni dei cittadini. Quindi serve tutto ciò che ci aiuta a incrociare il bisogno. Facciamo un esempio su questo. Una rete di sportelli di welfare territoriali che consenta a tutti i veneti di avere conoscenza e possibilità di accesso ai servizi legati al welfare vicini nel territorio, questa è un'esigenza fondamentale. Quando penso a questa ipotesi, penso ad una sorta di accreditamento di un sistema di sportelli di welfare che prendono dentro dall'istruzione pubblica privata alla formazione professionale, alla parte che riguarda i servizi per il lavoro, fino ad arrivare al tema pensionistico con i patronati, oppure con la gestione dei servizi per gli anziani, perché ciascuno possa sapere a chi rivolgersi concretamente in questo momento storico per avere un servizio. Con queste riflessioni lei sottolinea un modello che di fatto pone le politiche di sostegno al reddito e di welfare del lavoro direttamente integrate con quelle che sono poi le politiche economiche e le politiche industriali. Diventa strategico quindi vedere l'elemento competitività in sinergia con quello che poi è anche l'elemento di sostegno sociale. Quali sono gli strumenti che oggi stiamo mettendo in piedi, oltre all'osservatorio sul welfare? Concretamente, quali sono le azioni che stiamo mettendo in piedi? E poi ne approfitteremo, se lei ci permette, direttore, anche nel presentare quello che è una sorta di pubblicazione, la prima pubblicazione che porta avanti Veneto Welfare. Beh, innanzitutto l'attività di accreditamento dei fondi rappresenta il primo passaggio importante che Veneto Welfare deve fare. Quindi noi a breve andremo a definire e a rendere pubbliche le procedure per accreditare i fondi pensionistici, i fondi sanitari, il mondo della bilateralità e il mondo del welfare territoriale, compreso anche il welfare aziendale. Questo ci permetterà, questo percorso di accreditamento di questi 4 ambiti, di poter avere ben presenti quali sono le ricchezze dal punto di vista delle risorse che vengono trasferite e dal punto di vista della quantità di soggetti che vengono coinvolti in queste partite previdenziali, quindi sia legate alla pensione che alla sanità, che alla bilateralità, quindi lavoratori, che al territorio, compreso anche il welfare aziendale, quindi vedere quanti soggetti vengono coinvolti e quanti progetti, e con progetto intendo anche il semplice accordo
accordo aziendale o l'accordo territoriale, quanti progetti vengono ad essere messi in campo nel territorio veneto. Sicuramente scopriremo qualcosa di interessante. Sul versante invece previdenziale e sanitario, lì andremo proprio a specificare un accreditamento puntuale dei fondi contrattuali che operano con una governance e anche con una capacità di investimento nell'economia reale veneta in modo preciso. Quindi noi sapremo chi sono i soggetti della previdenza e della sanità che hanno una governance vicina alla Regione Veneto e quanto sono intenzionati o già spendono del loro patrimonio all'interno dell'economia reale della nostra regione. Quindi come dire che l'accreditamento non solo come strumento di incentivazione per quanto riguarda l'economia reale, ma anche di studio e ricerca. Ed è proprio su questo punto che le chiediamo di descriverci un po' quello che è questo documento che allegheremo. In realtà è una prima pubblicazione di Veneto Welfare, l'intervista e soprattutto quali sono i punti che si è voluto in qualche modo affrontare e con quali prospettive. Il documento è semplice ed è proprio il racconto di quello che abbiamo realizzato negli ultimi 2 anni. E quindi qual è la filosofia che ci sta dietro? Quella che ho raccontato all'inizio, e quindi la necessità di avere una maggiore consapevolezza della partita della previdenza complementare e del welfare territoriale a supporto della prima gamba che è il welfare statale. Andremo quindi, dopo aver visto la vision, andremo a vedere sostanzialmente quali sono le modalità con le quali andiamo ad accreditare e quindi a verificare la partecipazione dei fondi all'interno del sistema di welfare regionale e di conseguenza quant'è anche il peso in termini di impatto sull'economia reale. Con l'osservatorio sul welfare andremo a mostrare i principali risultati. Ricordo in particolare un'analisi che abbiamo fatto molto interessante rispetto ai sistemi del welfare bilaterale che è andato ad analizzare proprio le misure, le iniziative poste in essere dai sistemi della bilateralità, evidenziandone alcune sovrapposizioni, per esempio con misure e politiche regionali o statali. Poi sul tema dell'intreccio pubblico-privato andremo a presentare un po' le principali tendenze, le principali iniziative legate proprio alla collaborazione pubblico-privato all'interno dei sistemi di welfare territoriali. È sostanzialmente un primo tentativo di come dire, mettere i ferri in acqua, cioè facciamo vedere che cosa abbiamo fatto fino adesso e vediamo di identificare rapidamente dove andare. Il dove andare è appunto il post-Covid. Teniamo conto che il PIL cadrà, come dire, sull'ordine delle 2 cifre. La disoccupazione, io sto dando già in questo momento informazioni, dati che ci attesteremo vicini ai 200.000 lavoratori. Tenete conto che siamo a 133.000 disoccupati fine 2019, quindi rischiamo di avere 50-70.000 disoccupati in più. Siamo in presenza di un deficit pubblico imponente, nonostante la ricchezza delle famiglie importante, con la necessità di mettere mano a una riforma del sistema fiscale che non vada a pesare eccessivamente sulla capacità di tassazione, che comunque rimane importante e rimane anche collocata in alcune regioni, purtroppo. Di conseguenza, con tutti questi elementi, mettere mano non dico alla riforma del welfare, ma almeno a mettere mano su alcuni sistemi di welfare
rappresenta un punto chiave. Quindi il tema della povertà, il tema dei servizi e dell'aiuto al non lavoro, alla transizione, tutto il tema legato agli anziani, che in questo periodo è stato, come dire, rimosso o comunque poco affrontato in questa emergenza, tutto il tema dei bambini, dei giovani e dei giovani all'interno per l'accesso al mondo del lavoro. Il filo conduttore del welfare dovrebbe in qualche modo consentire a chi governa, quindi al decisore, la capacità di seguire la persona dall'inizio fino alla fine, avendo cura di tradurre misure e interventi più semplici, più tempestivi e più universalistici. La sfida che noi oggi dobbiamo affrontare è questa: unificare la visione e per ogni bisogno identificare uno strato di servizi che vengono rafforzati in modo semplice, tempestivo e universalistico. Ovviamente con l'aiuto delle regioni e dei corpi intermedi che riescono a raggiungere in modo più rapido i bisogni delle persone. Beh, grazie direttore per la sua disponibilità. Veneto Welfare è stato citato, come lei ben sa, anche recentemente a livello nazionale, non solo da soggetti finanziari e assicurativi, ma anche da itinerari previdenziali o secondo welfare, perché sembra essere un modello fortemente innovativo. Per anni abbiamo sentito parlare di conflittualità tra ammortizzatori sociali, che sono di logica centralistica, e politiche di lavoro, che sono spesso di competenza regionale. Si riesce attraverso questi nuovi strumenti a creare una sorta di soluzione di quelli che inizialmente venivano visti come dei conflitti. Quindi il modello innovativo viene citato, la ringraziamo ancora per la disponibilità e ci auguriamo che il lavoro come sempre proceda, e ancora grazie direttore. Grazie a voi, buon lavoro.